questa edizione abbiamo programmato un lavoro che è durato tutto quest'anno, tutto il 2018, con l'Istituto Angela Veronese di Montebelluna, in particolare con la sezione Architettura Ambiente e la sezione Linguistica. Si sono occupati di sviluppare dei progetti sul Cézanne, quindi abbiamo dato inizio a questo lavoro che durerà comunque 3 anni. Per i prossimi 2 anni abbiamo già altri step da mettere in campo con il rilievo dei ruderi, delle malghe che ci sono sul Cézanne, per proporre dei progetti di recupero. Per l'inizio del 2019 è previsto anche l'individuazione di quello che sarà il logo del Museo della Montagna, con la premiazione e una mostra ad hoc, perché quella che è stata allestita qui, diciamo, è un primo step per far vedere lo stato dei lavori. Per quanto riguarda l'Andar per Malghe, invece, la novità, diciamo, quest'anno siamo riusciti a creare un anello di visita, per cui si partirà dal piazzale e si rientrerà sul piazzale San Francesco. Diventa un percorso più interessante proprio perché non c'è più l'utilizzo, diciamo, del pullman, che creava un po' di stacco rispetto all'ambiente naturale, e quindi anche questa è una bella novità, insomma. È stata una bella stagione di malga, iniziata un po' tardi perché giugno e la prima parte di luglio un po' piovosi, un po' freddi, però poi agosto si è aperta una bella stagione con il caldo, il bel tempo, il sole, che ha attirato tantissimi turisti, alcuni eventi organizzati anche da noi stessi, come l'aperitivo in quota, come altri avvenimenti naturali come l'eclissi di luna, hanno portato tantissima gente ad apprezzare il nostro territorio proprio a 360 gradi. Il turismo continua a crescere, le attività si stanno espandendo e consolidando, si stanno consolidando le attività ricettive, l'ospitalità, la ristorazione, la vendita dei prodotti tipici, il Monte Cézanne come formaggio ormai riconosciuto, che ha una sua identità e un suo apprezzamento, e per cui un qualcosa in più ogni anno che si vede crescere nella disponibilità che il Cézanne, la montagna del Cézanne e di Valdobbiadene hanno da offrire. Diciamo è stata una buona stagione, ormai sì, è stato un bel tempo, le bestie se ne sono passate abbastanza bene, per fortuna non hanno avuto la visita dei lupi finora e sono state tranquille, hanno pascolato bene le malghe e abbiamo prodotto il nostro buon formaggio di malga, come da 42 anni ormai faccio questa parte sulla malga Budi. Anche qui in montagna abbiamo sofferto un po' di siccità, un po' di caldo, ma insomma ci vuole anche quello, almeno si sente l'estate, sino qua siamo sempre al fresco. Le criticità sulla montagna, il problema dei cinghiali, l'incognita del lupo, com'è la situazione attuale? Beh, i cinghiali hanno distrutto tutto il pascolo, ormai non c'è più un pezzo che sia sano come una volta, e il lupo non lo so, speriamo che non arrivi, però è qui, sta arrivando. Ho fresato i posti, quelli più belli, che era un peccato averli rovinati, li ho fresati, li ho sistemati, però in primavera il cinghiale mi ha distrutto tutto ancora, así che adesso cosa faccio? Non mi metto più a fare niente finché le autorità non prendono una posizione, non so cosa fare. Diciamo è andata anche abbastanza bene, perché all'inizio ho fatto un pioggia, sì, un po' di maltempo, ma adesso ultimamente insomma ha fatto anche caldo, la gente è arrivata abbastanza in montagna, insomma, diciamo anche sempre di più rispetto anche agli anni passati, c'è sempre più passaggio di gente anche
da lontano, insomma, più distante dai soliti posti qua. Mi è sembrata più dura delle altre volte. Difficile insomma, ma positiva sotto certi aspetti. La qualità del formaggio è sempre alta. Quest'anno era, secondo me, per me, era molto alta, perché comunque l'erba era fresca, è sempre stata verde fino a massimo 3 settimane fa. Quindi io che studio agraria mi hanno detto che l'erba di montagna, se è buona, aumenta la qualità del formaggio, del burro, e proteine e anche il sapore. Sono stati 2 giorni interessanti come nelle passate edizioni, il sabato con i convegni, con il concorso dei formaggi di Malga del Monte Cesen, domenica con Andar per Malga la mattina. Purtroppo non è stata una gran mattinata visto il tempo, ma fortunatamente il pomeriggio il tempo è molto migliorato, anzi ci ha dato la possibilità di per chi è venuto su in montagna di vedere metà Veneto, da Monti Iberici, del Vicentino, i Colli Euganei e la laguna di Venezia, con dei panorami fantastici che solo la nostra montagna ci sa regalare. I malgari, ma non solo, tutte le attività che si stanno sviluppando a Pianezza per iniziativa privata, ma anche le associazioni di volontariato che quotidianamente lavorano per la salvaguardia delle nostre montagne. Ecco, sono tutti dei grandi maestri che collaborando con i professori degli istituti superiori possono trasmettere quella passione che si nota nel lavoro che fanno. Quindi il ringraziamento doveroso è a tutti coloro che lavorano con difficoltà le nostre montagne e che in occasioni come queste possono essere conosciuti da una platea più ampia, dai turisti. Noi cerchiamo il turista purché sia un turista rispettoso della montagna, c'è spazio per tutti, però la montagna, come a me piace dire, c'è stata, c'è e ci sarà prima e dopo di noi.